Carlo Lottieri, ho parlato di dinamiche elettorali e sono sicuro che tu hai qualcosa da dire su queste ultime dinamiche elettorali che sono state sul nostro territorio. Sì, solo qualche considerazione molto breve che muove un po' da quel termine che ha usato prima Davide quando ha parlato di amarezza, no? A seguito delle ultime consultazioni regionali. Perché amarezza? Beh, non c'è dubbio, amarezza perché l'area dell'indipendentismo ha conosciuto una vera e propria disfatta, no? Il partito dei Veneti, ma anche Veneto Vivo, Sanca Veneta, cioè le forze che in un modo o nell'altro possono essere interlocutori e, come dire, interpreti in qualche modo dei nostri valori e delle nostre posizioni, hanno avuto risultati molto deludenti, molto bassi. E al tempo stesso però io vorrei in realtà, di fronte a questa apparente e poi anche reale per tanti aspetti disfatta, mettere una nota positiva di ottimismo. In che senso? Nel senso che a me sembra che la situazione sia molto particolare. Non è così semplice dire si è preso meno dell'1% o meno del 2%, non è propriamente così. La cosa è più complicata perché in realtà dobbiamo ricordare che 40 anni fa, ad esempio, in Veneto c'erano solo partiti italiani. C'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista. Oggi la situazione è molto diversa, quei partiti, va bene, non ci sono più, ma i loro eredi sono in realtà formazioni molto piccole, quasi insignificanti. Le ultime elezioni regionali hanno visto il trionfo di un'area che ha preso 3 voti su 4, che essenzialmente è l'area della Lega. E la Lega, come sappiamo tutti, naturalmente, è una realtà carica di ambiguità, che è diventato un partito nazionalista italiano nel resto del paese, ma che in Veneto continua invece a giocare appunto un ruolo a difesa, meno a parole, della capacità di autogoverno, dell'identità e via dicendo. E queste ambiguità certamente vanno viste in termini negativi, dobbiamo ovviamente criticare questa ambiguità, ma dobbiamo anche capire che ci sono degli elementi positivi, cioè la maggior parte, io penso, di coloro che hanno votato quest'area politica l'ha fatta anche perché c'è stata una sorta di identificazione tra i Veneti, il Veneto e questo mondo. Tanto più che va detta una cosa che è cruciale, che non è stato il grande successo della Lega, non è stata la Lega in quanto tale a ottenere 3 voti validi su 4, è stato un signore che si chiama Luca Zaia, che da tanti anni fa politica attiva, è stato presidente della provincia di Treviso, vicepresidente della regione, ministro, presidente della regione, insomma ha tutto un come dire, cursus honorum alle spalle, che però ormai è all'ultimo giro in regione. Questo è un dato importante. Zaia, che è riuscito a costruire di sé una certa figura, ormai è arrivato, dal punto di vista almeno della regione, al capolinea. È l'ultima possibilità. E dopo cosa c'è? E dopo nulla, nel senso che non esiste, come dire, un papabile, non esistono sostituti. Il personale politico di quell'area mi sembra onestamente un personale politico molto molto debole. E allora ecco che una delle azioni di Assemblea Nazionale del Veneto deve essere quella di rafforzare le idee, diffondere i valori, difendere un certo tipo di cultura che c'è ma che va in qualche modo riscoperta. Bisogna che certi convincimenti in merito all'autodeterminazione, all'indipendenza, alla capacità di autogoverno, eccetera, si rafforzino nei Veneti, questa domanda si faccia sempre più forte, che l'agenda politica sia caratterizzata nella mente dei Veneti da questo punto, deve essere il primo punto, la cosa che sta più a cuore, e però al tempo stesso, proprio perché dobbiamo prendere atto che le ultime elezioni hanno dimostrato una volta di più che non esistono in realtà veramente i partiti come strutture ideologiche, non più, ma invece gli elettori si dirigono verso figure che a torto ragione, come dire, individuano come in grado di interpretare tutta una serie di esigenze. Ecco che allora c'è la necessità anche da parte nostra, e abbiamo del tempo davanti, ma bisogna usarlo bene, per far emergere delle figure analogamente anche più significative,
che sappiano interpretare appunto tutta una serie di valori, ma che siano appunto anche in grado di farsi riconoscere, che siano note e in qualche modo anche appunto rappresentative. Zai è stato bravissimo a, come dire, presentarsi come il Veneto. Ecco, noi dobbiamo lavorare e trovare all'esterno essenzialmente, dobbiamo trovare nella società civile, nei vari ambiti professionali, delle figure per poi farne emergere una naturalmente quando verrà il momento di elezione regionale, ma delle figure che incarnino i valori autentici della libertà del Veneto e però al tempo stesso siano anche riconosciute, note, apprezzate. Questo è qualcosa di fondamentale. Non dobbiamo pensare, io credo, più la politica in termini meramente partitici, e ANV è lì proprio per questo, a, come dire, vivere la politica in altri termini. Anche però da questo punto di vista dobbiamo capire il ruolo centrale che le persone oggi hanno in un'età che appunto si dice post-ideologica, dove i partiti che avevano, come dire, un imprinting dottrinario forte sono spariti, quindi dove la politica oggi si gioca soprattutto attorno a delle figure. Ecco, dobbiamo far sì che il Veneto veda emergere come dire, una figura, un personaggio, un uomo politico che interpreta il Veneto e che a livello nazionale sia riconosciuto come l'interprete della libertà del Veneto. Oggi non c'è, ma abbiamo tempo e modo, io credo, per operare in questa direzione. E i risultati, gli ultimi risultati, se letti bene, ci dicono che dietro al grande inganno appunto della Lega e dei suoi uomini c'è però, come dire, faccia riconoscere una domanda forte in questo senso. Dobbiamo operare per far sì che questa domanda trovi un'offerta, cioè che la società veneta sappia esprimere appunto uomini nuovi che sono appunto però uomini di primo livello che vengono riconosciuti. Grazie per l'attenzione.